Quello che è successo a mio marito non può essere archiviato così come se nulla fosse. Merita verità, io lo sto facendo per lui, perché lui non ha più voce, quindi ci sono io, ma soprattutto per i bimbi. La procura di Vicenza ha archiviato il caso. Andrea Soligo, papà di 2 bambini, 25 anni, è morto a causa di una caduta dalla scala mentre stava lavorando in una ditta a Tezze sul Brenta. L'archiviazione a dicembre, come richiesto dal pubblico ministero per impossibilità di ricostruire la dinamica. La famiglia non si arrende. Ecco la lettera che la moglie Giorgia ha scritto al presidente Mattarella, come padre di tutti, e al ministro Nordio, di suo pugno, per chiedere la riapertura del caso. Voglio dare un senso ai miei giorni, lottando affinché vengano svolte le indagini per appurare le vere cause della morte di Andrea. Arrivare al dibattimento, un diritto per Andrea, dice Giorgia, la sua famiglia e soprattutto per quei 2 bambini che oggi hanno 3 e 5 anni ed hanno perso il padre. È stata difficile, è tuttora difficile, però insieme, passetto dopo passo, ce la stiamo facendo. Un fascicolo fermo da giugno, passato nelle mani di 3PM, un secondo colpo, la notizia dell'archiviazione, da qui la decisione dei legali che ieri hanno presentato istanza di riapertura dell'indagine. La risposta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Accanto a Giorgia, il fratello di Andrea, Alessandro, e i genitori, Gianni e Paola. Chiediamo verità e giustizia per Andrea e per i bambini soprattutto.